Attualmente senza panchina, Massimiliano Allegri per il momento non si esprime sul proprio futuro, potendo osservare un anno sabbatico. Il periodo di pausa potrebbe però finire, visto che il tecnico italiano sarebbe nel mirino di alcuni top club europei che si trovano in difficoltà. Tra questi sicuramente c'è il Manchester United, in crisi di risultati, che starebbe pensando all'ex bianconero, oppure in Spagna il Real Madrid, deluso dall'avvio negativo di Zidane. Un pensierino lo hanno fatto anche il Paris Saint-Germain e il Tottenham. Attenzione però all'ultima indiscrezione che vedrebbe Allegri come sostituto di Giampaolo al Milan, un ritorno decisamente suggestivo. Non sarebbe facile come sembra per una donna essere la compagna di Cristiano Ronaldo. Secondo il media Novella 2000, infatti, la vita di Georgina Rodriguez, compagna dell'asso portoghese della Juventus, sarebbe composta da diverse abitudini rigide da rispettare. Oltre all'allenamento fisico, CR7 cura molto l'alimentazione, dalla quale sono banditi alcolici di ogni genere, solo spremute di frutta e acqua, e non si va oltre il petto di pollo e ferri senza olio e sale. Il fuoriclasse portoghese cura in maniera maniacale il proprio corpo, quindi anche ciò di cui si nutre: proteine magre, fibre, cereali, vitamine e sali minerali. Mangia 6 piccoli pasti al giorno a distanza di 3-4 ore, in modo tale da mantenere il metabolismo sempre attivo e avere le giuste energie per allenarsi. Per quanto riguarda l'allenamento, esso si divide in 5 giorni su 7 tra palestra, corsa, pilates e piscina. Nulla viene lasciato al caso, neanche il periodo di riposo: 7 ore e mezza di sonno al giorno, divise in 5 pisolini da 90 minuti per tenere il metabolismo attivo. Siete ancora sicure di volere uno come Cristiano Ronaldo al vostro fianco? Chiede ironicamente Novella 2000. Romelu Lukaku è pronto per scendere in campo domenica prossima in campionato contro la Juventus, o meglio, è quasi pronto. L'attaccante belga, che non è partito coi compagni alla volta di Barcellona per disputare la Champions League, è rimasto da Piano Gentile, dove ha svolto una seduta di lavoro differenziata con l'obiettivo di tornare arruolabile nel derby d'Italia. Antonio Conte lo avrebbe voluto con sé in panchina al Camp Nou, ma lui ha preferito non rischiare, decidendo di rimanere in Italia. La sua presenza domenica prossima sarà essenziale, considerato che Sanchez non potrà esserci causa squalifica. Dopo la firma di Caicedo, ora tocca a Correa rinnovare il proprio contratto con la Lazio, prolungandolo di un anno fino al 2024. Il nuovo accordo prevede una clausola rescissoria record da 80 milioni, somma che dovrebbe riuscire a tenere lontani i corteggiatori e che in ogni caso garantirebbe un notevole introito al club in caso di partenza del giocatore. Anche lo stipendio raggiunge cifre impressionanti. L'aumento è stato cospicuo ed ha portato l'ingaggio dell'argentino a 2,2 milioni più bonus, uno dei più alti nella rosa biancoceleste, superato solo dai compensi di Immobile e Milinkovic. In MotoGP immaginare una stagione così deludente per Jorge Lorenzo era davvero difficile. Le difficoltà derivanti dall'approccio ad una nuova moto, si sa, sono molte, ma che un 5 volte campione del mondo in un intero anno come risultato migliore in gara facesse segnare soltanto un 11° posto, forse è troppo. Il mondiale è stato viziato anche da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai circuiti per qualche settimana, ma di fatto la stagione del maiorchino merita un voto davvero basso. Lui però non perde la fiducia. Dopo la gara del Mugello abbiamo già provato delle cose, spiega il pilota, e l'anno prossimo dovremmo riuscire ad avere una risposta migliore in curva, mantenendo sempre l'elevata potenza del nostro motore.